Ciao tifosi napoletani! Benvenuti in un altro video sul nostro canale, dove vi riportiamo le ultime notizie e indiscrezioni sul mercato che coinvolge il Napoli. Oggi abbiamo due grandi promesse del calcio italiano e internazionale nel radar del club: l'attaccante francese Ange Ioambonni e il difensore italiano Pietro Comuzzo. Due giovani dal potenziale incredibile che presto potrebbero rafforzare ulteriormente la nostra squadra. Per il club. Resta con noi e non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale. Partiamo con Ange Ioambonni, la giovane promessa francese che, a 20 anni, ha già impressionato in Serie A con la maglia del Parma. Bonni ha dimostrato di essere un vero talento fin dall'inizio della stagione e questo, di naturalmente, catturò l'attenzione del Napoli, soprattutto del direttore sportivo Giovanni Manna. Giovanni Manna, da sempre alla ricerca di giovani talenti nel calcio europeo e internazionale, ha messo gli occhi su Bonni da tempo. E, secondo fonti attendibili, i buoni rapporti tra i club potrebbero favorire presto una possibile svolta nella trattativa. Anche se il Napoli non ha ancora fatto un passo ufficiale, l'interesse è reale e questo potrebbe rappresentare un'aggiunta significativa all'attacco partenopeo. Bonni, dotato di ottime qualità e di un futuro promettente, potrebbe aggiungere qualità e opzioni alla rosa partenopea, che cerca di rimanere competitiva anche con le prossime temperature. Parliamo ora del secondo nome nella lista dei commenti del Napoli: Pietro Comuzzo, giovane difensore centrale della Fiorentina. Comuzzo ha solo 19 anni, ma dimostra già grande maturità e potenzialità. La sua prestazione in questa stagione ha attirato l'attenzione di tecnico Antonio Conte, che vede in Comuzzo un'opportunità per rinforzare il settore difensivo. E non è solo il Napoli ad avere gli occhi puntati su Comuzzo. Recentemente è stato convocato in nazionale dal tecnico Luciano Spalletti, cosa che ha ulteriormente accresciuto la sua visibilità e anche l'interesse altrui. Per il Napoli Comuzzo rappresenta un investimento a lungo termine, una giovane promessa che può crescere e consolidarsi all'interno del club. Ma, ovviamente, un fattore importante in questo tipo di negoziazione è il valore di mercato. E con tutte le attenzioni che Comuzzo ha ricevuto, è possibilissimo che il prezzo del difensore salga nei prossimi mesi. Se il Napoli vuole garantire la gioia della Fiorentina, potrebbe averne bisogno. È interessante osservare la strategia del Napoli, che cerca di anticipare le grandi promesse del calcio italiano e internazionale. La società sembra essere sempre più attenta e disposta ad investire su giovani talenti che possano crescere all'interno della squadra e diventare grandi giocatori. E così concludiamo il video di oggi. L'interesse del Napoli per Ange Ioambonni e Pietro Comuzzo dimostra l'impegno del club nel mantenere la squadra giovane e competitiva. Sia Bonni che Comuzzo sono talenti che possono portare molta qualità nel loro tempo, ognuno a suo modo. Area di attività. La sfida ora è seguire l'evoluzione di queste voci e, ovviamente, sperare che il Napoli faccia le scelte migliori per rafforzare ulteriormente i nostri obiettivi. E tu, tifoso, cosa ne pensi di questi possibili acquisti? Bonni in attacco o Comuzzo in difesa? Lascia il tuo commento qui sotto, vogliamo sapere la tua opinione. Naturalmente non dimenticate di lasciare il vostro like e di attivare la campanella per non perdere nessuna novità dal mondo del Napoli. Grazie mille per la vostra compagnia e ci vediamo al prossimo video con ulteriori notizie e aggiornamenti sulla nostra situazione.